di Rosala, sindaca Mezzalira, tutto a rischio con l'agrivoltaico a 2 passi. Iniziata ufficialmente la Triveneta, le penne nere del nord-est in Carnia fra storia ed emozione. Fiume Brenta quasi senza acqua, il consorzio avverte, apriremo gli invasi solo il 1° luglio. L'ondata di caldo non si ferma più, allerta meteo della regione Veneto anche nei prossimi giorni. Furti alle aziende Orafe, sgominata banda di trasfertisti, recuperato $500.000 di merce. Ai domiciliari per stalking, continuava a uscire di casa e perseguitare la ex, arrestato. Padre Daniele, si chiude domani l'inchiesta diocesana sulla causa di beatificazione. Every Cup 2026, Bassano capitale mondiale dell'hockey su pista con il torneo per veterani. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano, Pedemontana e Alta Padovana. Lo avete sentito dai titoli: a Rosala sindaca, Elena Mezzalira plaude al lavoro dei cittadini che stanno tirando a lucido l'area verde di Travettore, ma è anche consapevole che l'arrivo del maxi agrivoltaico renderebbe vano tutto questo lavoro. Cittadini che sfalciano, che tagliano l'erba, gente che pota le piante, altri che fanno progetti perché l'area verde di Travettore, che il Comune ha dato in gestione al Comitato, possa continuare ad essere un punto di riferimento per tutta la comunità. Noi li ringraziamo perché vedere tutta questa voglia di realizzare attività e nuove proposte per la cittadinanza e per la comunità di Travettore tutta ci fa solo che piacere. È bello vedere i cittadini che sono parte attiva nella cura di un'area che è veramente vitale per la nostra comunità. Su questa bella immagine di una comunità che si prende cura del territorio incombono le nuvole del progetto del maxi agrivoltaico. E ricordiamo, purtroppo è limitrofa all'area interessata dal progetto legato all'agrivoltaico, quindi questo dimostra e fa capire quanto in realtà questa area sia importante per la cittadinanza, quanto sia un'area viva e vissuta, e quindi che ci siano abitazioni, c'è popolazione che vive lì e quindi è un'area che merita di essere tutelata. Il rischio è molto chiaro. Con l'arrivo del maxi impianto agrivoltaico tanti saluti alla frequentazione da parte di bambini, famiglie, cittadini e amanti del verde, alla faccia del lavoro svolto da chi si prende cura di quel fazzoletto di terra. Cambierebbe tutto, cambierebbe quella che è la natura di quell'area, la destinazione che ha avuto finora. Adesso si tratta anche di una destinazione non solo agricola ma anche ricreativa per la cittadinanza, e questo verrebbe tutto rimesso in discussione dopo il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni anche dalla regione stessa per tutelarla. Il punto è tutto lì. La partecipazione, l'amore, la cura, l'uso ormai diventato abitudine di tutta una fetta di campagna che rischia di finire travolta dall'arrivo dell'impianto. La partecipazione della cittadinanza anche nella tutela di quest'area lo dimostra. L'interesse per noi è quello di preservare l'utilizzo che quest'area ha avuto negli anni, questo polmone verde ad uso agricolo che c'è stato negli anni e di cui il nostro territorio ha bisogno perché già abbiamo dato tanto. A tal proposito, allora noi vi chiediamo: fotovoltaico sui campi o sui tetti dei capannoni? Potete dirci la vostra al numero 340 321 8379 o all'email bassano@medianordest.it. Oggi primo giorno ufficiale della Dunata degli Alpini a Gemona. Noi adesso ci colleghiamo in diretta con Omar Costantini da Maiano, dove in questo momento si trovano le penne nere di Bassano. Buonasera Omar. Apriamo la linea da Gemona del Friuli e ringraziamo il Consiglio Direttivo Sezionale di Bassano per essere qui presenti, perché oggi è iniziata questa 3 giorni alpina, una 3 giorni alpina che si sta vivendo veramente alla grande, giornate molto calde in tutti i sensi. Ma giornata calda ma con doppie emozioni, elevate all'ennesima potenza, perché qua oggi si è dato il via non solo a un incontro, un raduno del terzo raggruppamento degli alpini, ma anche un aspetto profondo della memoria, legato alla memoria agli avvenimenti tragici di 50 anni fa con il terremoto del 1976. Perciò il nostro impegno è doppio, la nostra emozione è elevata all'ennesima potenza. Già stamattina sono stati i primi scoprimenti alla caserma Goi Pantanali, oggi continua qui proprio a Gemona e continuerà tutta la giornata domani per poi culminare domenica con la sfilata
Saranno veramente 3 grandi giorni di alpinità a Gemona. Ricordiamo la vostra presenza a Magnano e Riviera, perché il campo, anzi il cantiere ANA di Magnano e Riviera è stato gestito all'epoca proprio dalla sezione anche di Bassano. Certo, questo è un motivo di orgoglio, un motivo anche per stringerci ancora di più nella memoria di quello che hanno fatto i nostri padri, quelli che sono passati prima di noi, quelli che hanno costruito con il loro impegno la storia, in questo caso della sezione Montegrappa, portando sollievo, portando quello che potevano portare con le mani generose, il cuore generoso ai terremotati qui in Friuli. Saremo a Magnano perché è giusto così, perché se hanno ancora senso quelle tre parole che ci guidano da più di 100 anni, che sono scolpite sulla colonna mozza dell'Ordigara, per non dimenticare, valgono sempre e comunque, sono il nostro faro del nostro continuare a impegnarci per chi ha bisogno. 50 anni fa c'erano gli alpini d'Italia, c'erano gli alpini della sezione Montegrappa, noi siamo qui oggi a testimoniare, a raccogliere il testimone di quello che hanno fatto loro. Dobbiamo essere degni di quello che sono riusciti a fare loro. Allora, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento su Rete Veneta a partire domani mattina dalle 8:15 e poi avremo anche il pomeriggio, insomma sarà un sabato tutto da vivere, e poi come detto domenica la grande sfilata a partire dalle 7:15, 7:20 circa. Da Gemona è tutto, linea allo studio. Grazie a Omar Costantini. Ecco, come ricordava, noi di Rete Veneta seguiremo in diretta tutti gli appuntamenti del raduno degli alpini del nord-est a Gemona da oggi fino a domenica 21 a partire dalle 7:15 con lo sfilamento per le vie della città. Anche domani vi accompagneremo per tutta la giornata raccontandovi da vicino l'atmosfera della manifestazione tra incontri, momenti ufficiali e la grande festa delle penne nere con i cori alpini che animeranno Gemona fino a sera. Voltiamo pagina, brillante operazione dei carabinieri di Bassano che hanno sgominato una banda che aveva preso di mira aziende orafe del centro e nord Italia. Sgominata dai carabinieri di Bassano una banda che aveva seminato il panico tra la fine del 2025 e i primi mesi del 26, andando a colpire aziende orafe di mezza Italia, compreso il nostro territorio. Recuperata merce per oltre €500.000 e denunciati 3 soggetti per furto in concorso. Almeno una decina di episodi tra furti messi a segno e tentati che hanno visto prese di mira anche una ditta di Romano Dezzelino, dove i malviventi non erano però riusciti a portare a termine il colpo. Una a Camisano Vicentino, dove erano entrati sfondando le porte blindate con una ruspa, e a Isola Vicentina. E ancora un colpo nel Veronese, 3 in provincia di Arezzo, 2 nelle Marche. Le indagini della compagnia bassanese sono partite a febbraio, quando, focalizzandosi sulle auto usate dai malviventi, gli inquirenti sono arrivati a Trezzano sul Naviglio. In un garage, la base del sodalizio criminale, trovate una pistola risultata rubata con le munizioni, €53.000 in contanti, monili di pregio, orologi di lusso e targhe clonate. Il rinvenimento dell'arma aveva fatto scattare l'arresto in flagranza per i 3 che si trovano tuttora a San Vittore. Da puntuali riscontri i militari hanno accertato le responsabilità della banda di pendolari transregionale che sapevano benissimo come eludere le forze dell'ordine. Utilizzavano vetture di grossa cilindrata intestate a prestanome e su queste applicavano targhe contraffatte perfettamente riprodotte che ingannavano i targa system dislocati lungo le strade. Vista la complessità dell'operazione, un plauso arriva dal sindaco di Romano Dezzelino, che parla dell'importanza del lavoro in sinergia tra pubblico e privato. Il fatto che da quell'attività poi ci siano state anche diverse sensibilizzazioni nella prendere altre misure. Abbiamo deciso di investire su ancora altri varchi, su ancora altre telecamere. C'è stata anche una forte richiesta da parte di questi imprenditori, non solo quelli del settore orafo, e ci rende insomma più consapevoli che il sistema e il metodo sono quelli giusti. Oltre a questo è fondamentale il lavoro che hanno fatto e faranno le forze dell'ordine. L'estate astronomica deve ancora iniziare, ma il problema della siccità inizia già a farsi sentire. Per il Brenta, anche appena fuori dal centro di Bassano, la situazione si presenta già drammatica.
Potrebbe sembrare un paesaggio lunare, invece è il letto del fiume Brenta, sotto il ponte che collega Nove a Cartigliano. Ci troviamo esattamente sulla sponda sinistra del fiume, la poca acqua presente e invece scorre verso la sponda destra. Una situazione davvero già preoccupante nella seconda metà di giugno per il mondo agricolo e una situazione complessa da gestire per gli uomini del consorzio di bonifica. L'irrigazione in questi giorni già torridi viene gestita con attenzione e non senza difficoltà. L'acqua nei bacini montani per il momento è trattenuta. Per accordi presi dal 1 luglio si può iniziare a svasare il Corlo, per cui fino al 1 luglio noi dobbiamo gestire e utilizzare l'acqua del Brenta e del Cismon. Cosa stiamo facendo? Stiamo ottimizzando il più possibile e chiedendo a tutti di fare molta attenzione. L'utilizzo va fatto in maniera giusta e qua. Rispetto al 2022 come le sembra? Ma è un po' più critica perché effettivamente non c'è più neve, le falde da molto tempo continuano a diminuire e di conseguenza bisogna mettere in atto, e come Consorzio Brenta lo stiamo facendo, tutte delle azioni per poter essere un po' tranquilli nei prossimi anni. Permane in Veneto l'allerta per rischio ondate di calore almeno fino a lunedì prossimo. Come già per la giornata di oggi, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per caldo per la giornata di domani, sabato 20 giugno, su tutto il territorio regionale. Le massime sono destinate a salire nei prossimi giorni, con le minime notturne stabilmente sopra i 22 gradi. Passiamo ora alla politica. Ieri sera in municipio a Castelfranco la neosindaca Ghimenton ha presentato la sua giunta. Abbiamo adottato criteri ovviamente di competenza, di fiducia e di capacità di fare squadra, che sono quelle le caratteristiche, ripeto, tante persone valide ci sono nella squadra. Queste le caratteristiche degli uomini e delle donne che compongono la nuova squadra che affiancherà la neosindaca Ghimenton nei prossimi 5 anni. Con la presentazione della giunta prende ufficialmente il via il mandato amministrativo della città. A Daniele Manente, candidato al primo turno, poi alleato di Ghimenton nel ballottaggio, la carica di vice sindaco con referato al bilancio. Alle politiche educative e familiari Serena Stangerlin. Cristian Antonello sarà l'assessore allo sport. Claudio Beltramello si occuperà di sanità e politiche abitative. Laura Piazza avrà il referato alla cultura e turismo. I lavori pubblici saranno affidati a Barbara Concolato, mentre ad Alessandro Boldo è affidato l'assessorato all'urbanistica e rigenerazione urbana. Tutte le materie non delegate come sicurezza, polizia locale, politiche giovanili restano attribuite alla sindaca, che punta ad una collaborazione molto più ampia per il governo della città. Conto di avere comunque il supporto anche di persone che non sono parte formalmente della giunta, ma che chiedo di essere al nostro fianco, perché insomma quello che dobbiamo fare è un'impresa importante e c'è bisogno dell'aiuto di tutte e di tutti. Una partecipazione che intende coinvolgere anche i cittadini. Questo comporta anche la necessità di prendere delle decisioni, ma queste saranno sempre possibilmente condivise anche laddove dovessero essere difficili, ecco, con la cittadinanza. La prossima settimana, da mercoledì a sabato, Bassano ospita l'Evry Cup, un torneo mondiale degli hockey su pista per veterani. Una manifestazione a carattere mondiale, internazionale e mondiale, perché comunque vediamo dei volantini che ci sono squadre che vengono dall'Argentina, dagli Stati Uniti, ci saranno squadre di hockey su pista, over 40, over 50 e over 60. Ci sono 27 squadre. Dal 24 giugno Bassano del Grappa si trasforma nella capitale mondiale dell'hockey su pista con l'Evry Cup 2026, il torneo che riunisce alcuni dei migliori veterani di questo sport provenienti da tutto il mondo. A rappresentare la città ci saranno 2 squadre dell'hockey Bassano 1954. Vedrà impegnati 2 palazzetti che abbiamo a Bassano, Pala 1 e Pala 2, Pala Broker e il CMP Arena, praticamente dalle 10 di mattina fino alle 9 di sera. E se dovessimo poi riuscire a coprire tutte le spese e dovesse avanzare qualcosa,
gli introiti che riusciremo a recuperare saranno devoluti esclusivamente al settore giovanile. Un biglietto da visita prezioso per il territorio. Le ultime 3 stagioni del torneo si sono infatti disputate in Portogallo, mentre l'ultima edizione italiana risale al 2016 a Trieste. Avremo tutti i più forti hockeyisti del mondo, over 40, 50 e 60, quindi una grande kermesse. Per una settimana avremo 27 squadre, 9 nazioni a Bassano, quindi anche un grande traino dal punto di vista turistico. La rassegna musicale 9 in Musica 2026, domani il primo appuntamento. Questa terza edizione rispetto alle 2 precedenti è più ricca, ha 7 appuntamenti a partire dal 20 giugno con il concerto all'alba alle 6 del mattino. Sembra incredibile, ma abbiamo avuto circa 200 persone l'anno scorso e quest'anno vogliamo ripeterci se non superarci, fino all'ultimo appuntamento che sarà in programma domenica 6 settembre con una masterclass di flauto. Da Vivaldi a Mozart, dai sassofoni agli ottoni, musica dalla A alla Z con la rassegna 9 in Musica che quest'estate accompagnerà i cittadini e gli appassionati in un viaggio attraverso generi, strumenti e repertori diversi. Non solo concerti, anche masterclass per la formazione dei nuovi musicisti. Partecipano anche docenti e artisti di un certo spessore. Professori e personalità dall'estero, parlo per il masterclass di ottoni avremo il professor Marc Goujon è la prima tromba dell'Opera di Parigi, avremo Dariusz Mikulski, direttore d'orchestra internazionale e cornista internazionale, di fama internazionale. L'ultima per dire il professor Fabio Quinquennale, che è il sassofonista della Guardia di Finanza. Grande successo lo scorso anno con gli spalti gremiti. Ora l'obiettivo è coinvolgere sempre più giovani anche in iniziative come questa. Noi come corpo bandistico ci stiamo impegnando, anche a livello organizzativo ci sono tanti dei nostri ragazzi dei corsi e appunto bandisti giovani, under 20 che si impegnano e organizzano. Ovviamente l'idea è cercare di far capire alle nuove generazioni l'importanza e la qualità di quello che proponiamo. E ora invece alcune notizie dal territorio. Completato il progetto di digitalizzazione di una gran parte delle collezioni ceramiche del Museo della Ceramica Giuseppe Roi di Palazzo Sturma a Bassano. Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi a Cartigliano. Da oggi a domenica Romano Dezzelino è capitale dello sport dilettantistico con la prima edizione di Romano Sport Week allo Iaco Sport Center. Dal 22 giugno al 27 luglio, tutti i lunedì alle 20:45, Fitness nel Verde, nel parco di Villa Anselmi, a San Giorgio in Bosco. Martedì alle 21 la rassegna teatrale Tra palco e stelle, promossa dal Tavolo della Cultura del Campo San Pierese, fa tappa ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Il Comune di Santa Giustina in Colle è alla ricerca di 2 rilevatori statistici per il censimento permanente della popolazione 2026. Domande entro il 26 giugno. I lavori di ammodernamento infrastrutturale dell'ufficio postale di Curtarolo sono terminati. L'ufficio riaprirà al pubblico questo lunedì alle 8:20. Domenica alle 9 ritrovo in piazza Principe di Piemonte a Tre Baseleghe per dare il via alla giornata ecologica. Lunedì mattina gli uffici comunali di Schiavon rimarranno chiusi al pubblico per l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori di manutenzione sulla rete. Domani il soccorso alpino si addestra sulla via del Centenario sul Monte Cengio. Per motivi di sicurezza si invita a non sostare nelle aree limitrofe. Era ai domiciliari per stalking, ma continuava ad uscire di casa e perseguitare la ex. Arrestato un uomo a Villafranca Padovana.
3 condanne per stalking non lo hanno fermato e continuava a minacciare la sua ex. I carabinieri di Limene hanno arrestato un uomo di Villafranca Padovana che era agli arresti domiciliari, ma continuava ad evadere per perseguitare la donna che l'aveva lasciato dopo 8 mesi di relazione a causa della sua gelosia ossessiva. L'uomo in passato aveva avuto altre 3 condanne per molestie rivolte alle precedenti partner. A maggio era finito i domiciliari dopo aver perseguitato con atteggiamenti aggressivi, assillanti e vessatori l'ultima fidanzata che l'aveva lasciato. Messaggi a tutte le ore del giorno e della notte sul telefono, via social ai parenti e agli amici della donna, foto minatorie con le fedi nuziali e minacce. Si presentava sotto casa, appostandosi, lasciando mazzi di fiori e biglietti o aggredendola nel parcheggio del centro commerciale dove lei lavorava o seguendola quando usciva con gli amici. La donna angosciata aveva denunciato tutto alle forze dell'ordine che hanno disposto gli arresti domiciliari. Lo scorso 13 giugno però l'uomo era evaso di casa nuovamente, così il giudice ha disposto l'aggravamento della misura ed è stato trasferito al Due Palazzi. Si chiude ufficialmente domani, alla presenza del vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e segni del servo di Dio padre Daniele Ekic, conosciuto da tutti come padre Daniele. L'inchiesta era iniziata 6 anni fa. Domani, dopo la messa, ci sarà la consegna dei faldoni del processo diocesano che i delegati dovranno consegnare al Dicastero Vaticano per la causa dei santi, a cui spetta l'analisi della documentazione e la decisione finale. La fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio padre Daniele Ekic venne aperta domenica 29 novembre 2020, in piena pandemia. Nato a San Pietro in Selve, Istria, allora diocesi di Trieste e Capodistria, provincia di Pola, il 22 giugno 1926, venne ordinato sacerdote a Venezia il 29 giugno 1952. Diversi conventi lo ebbero come confessore e direttore spirituale di Anime, Madonna del Mare a Trieste, Sant'Antonio a Gemona, San Nicolò del Lido a Venezia, Santa Maria Ausiliatrice a Treviso, Santissimo Redentore a Verona, San Giacomo a Monselice, San Francesco a Cittadella e Casa Sacro Cuore a Saccolongo, dove morì nel 2009 per l'aggravarsi della sua malattia. Questa era l'ultima notizia di questa edizione. Vi ricordiamo alle 21:15 Focus. Gli ospiti di questa sera sono Mirko Artusi, Cesare Busetto, Nicola Franzoni, Patrizio Miatello, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Antonella Tocchetto e Francesco Vianello. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Seguono adesso i vostri SMS e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.